Bella raga, ciao a tutti del Commendatore Veneziano, siamo a Doha ragazzi, tappone di oggi, tappone araba da Doha a Dubai ragazzi, dobbiamo portare un po' di pacchi con l'UPS, 737-800 dell'UPS, dobbiamo portare pacchi ragazzi, come porta anche pacchi, non solo patata ma anche pacchi. Siamo qui, sono le 6:30 del mattino, tappa abbastanza veloce su 230 miglia circa, forse anche qualcosina meno, e niente, dobbiamo andare a Dubai International, quindi tappone molto curioso. Mentre qua stiamo caricando il tutto, sono un po' di pacchi e niente, dobbiamo, come si dice, lo sceicco di Dubai ha detto ascolta faccio degli acquisti su Amazon e li stiamo portando. Abbiamo fatto scalo qui a Doha e adesso da Doha andiamo a Dubai International. Ragazzi, abbiamo l'autorizzazione al decollo. E adesso inizia il rock and roll. Ok signori, siamo pronti a partire da Doha, destinazione finale Dubai International. E intanto sta arrivando un porco. Vai raga, portiamo sti pacchi a Dubai. Vai invece su. Che scivola. Perfetto. Raga, siamo in salita per quota 11.000. Per il momento insomma partenza perfetta, ci godiamo un po' insomma paesaggi nuovi perché non è che facciamo tanto queste rotte in questi paesi, e col 737 teoricamente che è uno degli aerei più semplici dovremmo andare tranquillissimi, insomma proprio una scampagnata tranquilla, anche perché se non piamo i pacchi qua cosa succede? Cioè, dobbiamo pagare una multa di 10 miliardi di euro, quindi non possiamo, non si può fallire ragazzi, vogliamo un grandissimo touchdown. Da 260 basta per un volo così, insomma non serve andare tanto di più, e niente, invece un po' di turbolenza, cioè pazzesco che cioè, riusciamo a trovare molto tempo anche qua, no? Perché veramente le gira di maroni qui sul Golfo Persico mancano 122 miglia 13 minuti. Vogliono me? No, sono traffico aereo, vediamo come siamo messi col traffico aereo. Beh, discreto, comunque sono sempre zone trafficate queste, degli Emirati Arabi Uniti, che si sono uniti, quindi tra un po' inizierà già la fase di discesa. Questo periodo non ho voglia di fare voli lunghi ragazzi, perché è vero che posso dissimularli, però preferisco insomma volarmeli io, cioè senza velocizzarli a velocità reale, però più corti, me li godo di più, sono più rilassanti, ecco. Comunque ci sono nuvole, non è proprio una giornata indimenticabile. Siamo a trovare del tempo a Dubai, che abbiamo anche l'aeroporto figo, e penso che abbiamo fatto il primo volo della questa diciamo nuova carriera Venezia-Dubai, mi sembra, non vorrei dire stronzate ma mi sembra così. Ragazzi, inizia la discesa a FL 130,
13.000 piedi, raga. E si parte con il dominio. 78 miglia, 8 minuti. Inizia la lenta ma inesorabile discesa. Voglio fare un altro touchdown incredibile, che stiamo, come si dice, stiamo collezionando touchdown meravigliosi. E la striscia deve continuare. Hago anche l'avvicinamento, pista 30L, ho già messo le frequenze e la prua. Tempo però non proprio meraviglioso, non è proprio il miglior tempo possibile, ed è strano, cazzo, sempre il solito come. Cioè arrivano sempre tempi un po' curiosi, però va bene, insomma, lo accettiamo. Ormai ci siamo, o adesso o mai più. Mi raccomando, abbassare un po' la velocità che siamo un po' velocini, Dai vecchio, su. Tempo non proprio, adesso meraviglioso, sono un po' di... Sono abbassate un po' le nuvole in quel di Dubai Center. Dai vecchio, su però, dai, in linea di stronzetto. Perché il porco non si allinea? Perché? Finché la spia della prua non si spegne non c'è ancora l'allineamento. Tutto c'è però. Ok, si è spenta la luce della prua. Adesso dobbiamo cominciare una virata a sinistra. Ma stai zitta. Arriveremo a Dubai Center, chi lo sa. Ok, tutto c'è la virata a sinistra che sta cominciando. E questo è già un bene. E questa è già una cosa positiva. Vediamo se ci comincia anche il sentiero di discesa. Siamo ancora più tranquilli e felici. Ok, sembra cominciare anche il sentiero di discesa. Ok. Non vedo ancora la pista, ma va bene, mancano 5 miglia. Mi sembra un po' strano non vedere ancora la pista, però. Ok. Allora, qua è appena decollato uno stronzetto. Il traffico è abbastanza pieno. Di traffico ne abbiamo. Ok raga, ci siamo. Ecco Dubai qua sulla sinistra. E anche di qua un po' dappertutto. Dai fiori. Dai fiori. La velocità è giusta. Il ratio di discesa anche. Ora tocca a noi. Ora tocca solo al Cume dimostrare che è un pilota da touchdown.
spostiamoci Dubai. Dai baby, dai baby. Fai il tuo dovere porco, fai il tuo dovere porco. Vai vecchio su. Don't sink. Bellissimo. E mamma mia, sta partendo adesso, non ci sì, non possono fare ste robe, però mamma mia, c'è andata di culo. C'è andata veramente di culo. Però. Rischio, sono i rischi comendiani questi. Sono i rischi con atterraggio perfetto. Ragazzi, è andata, guardate in lontananza il bellissimo aeroporto di Dubai con lo skyline dubainese. E noi ci hanno incazzato qua perché siamo insomma UPS di merda, vabbè. E niente raga, siamo arrivati. Veramente volo perfetto, l'unica pecca diciamo, sì, che proprio, siamo arrivati quando è partito un A380 mi sembra della Fly Emirates, però siamo arrivati sani e salvi e con i pacchi integri e meravigliosi. Buon raga, un saluto dal comandante veneziano, prossima tappa penso penso di farla con arrivo a Singapore Center, devo ancora capire dove partire. Raga, un saluto dal comandante veneziano, ciao!